Sono quasi 80.000 le richieste di accesso al contributo al fondo perduto presentate dai contribuenti della Sicilia a 20 giorni dall'apertura della misura finanziaria. Il contributo a fondo perduto è una misura del decreto rilancio a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. Di queste 80.000, 60 sono già state evase le somme già accreditate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani per un totale di 157 milioni di euro già erogati. L'Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa per fotografare il dato complessivo. Sono stati 78.000 i soggetti che hanno presentato domanda. Quasi 50.000 sono persone fisiche, mentre il resto, circa 28.000, sono partite IVA, imprese ed altro. La maggior parte delle istanze presentate fanno capo alla provincia di Catania con quasi 19.000 richieste. Seguono le province di Palermo, Messina, Trapani e Ragusa e poi ancora Agrigento tra le altre. I contribuenti interessati sono ancora in tempo per richiedere il contributo. La domanda infatti può essere presentata fino al 13 agosto. 24 agosto è la data per gli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto.